l'Oasi Boschetto, è situata su 60.000 metri quadri, d'estate offre varie attività estive, tra cui le piscine. Abbiamo la piscina olimpionica, la piscina per i bimbi e naturalmente anche la piscina per tutti. E poi abbiamo i campi da beach volley, tra l'altro alcuni sono stati fatti qualche anno fa, e c'è sempre più interesse per questo hobby. Parlando poi sempre d'estate, ci sono vari eventi nelle serate, tra cui il latinoamericano, abbiamo insegnanti di Pilates, tango argentino e in più la danza classica e danza moderna. Andrea Binossi si è impegnato da 6 mesi ed è giunto il momento appunto per far debuttare questa sera i suoi meravigliosi ragazzi. Ci è riuscito, hai dimostrato professionalità, ma soprattutto anche hai saputo far emergere loro impegno ai tuoi ragazzi, che hanno ballato veramente benissimo, benissimo. La mia passione è nata circa 15 anni fa, tramite un mio amico di vecchia data mi portò appunto in pista e da lì ho cominciato a conoscere delle persone e ho cominciato subito a inserirmi nell'ambiente latino. Ballare, al di là del divertimento, non si è mai finito di imparare. Una disciplina, diciamo, per imparare a ballare ci sono tantissimi anni. Il pubblico adesso ultimamente sta crescendo sempre di più e questo riguarda più che altro gli adulti tra i 40 anni in poi. Mentre per quanto riguarda i giovani, diciamo che sono più orientati sulle gare, sulle esibizioni. Per quanto riguarda nelle balere, diciamo che il pubblico è molto più per gli adulti. Questo è naturalmente il mio punto di vista. Delle discipline, delle danze caraibiche, bravissimi, bravissimi.